lei si candida alle europee. Io non ho avuto, cioè, io posso anche dire che mi candido qua, voglio dire, ma bisogna capire come, con chi e con cosa. Siccome il mio partito non me l'ha chiesto, suppongo di no, insomma, siamo a fine... La Lega ancora non gliel'ha chiesto? No, assolutamente. Non ho visto un grande entusiasmo da parte della dirigenza del mio partito nei confronti di una mia possibile candidatura. I giorni della Merla sono passati, ma tra Roberto Marcato e i vertici leghisti i rapporti restano freddi, anzi gelidi. Ospite a Ring, lo stesso assessore allo sviluppo economico, mister preferenza alle regionali 2020 e uomo forte del Carroccio, non nasconde amarezza e stupore, questione non solo personale. Non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando. Seguendo questa logica, Salvini pare intenzionato a candidare il generale Vannacci. Lei ci starebbe in un partito che candida come capolista io con il generale Vannacci? Vannacci non c'entro niente. Io non c'entro nulla. Non c'entra nulla la mia storia, non c'entra nulla il mio apparato valoriale, non c'entra nulla... Io rispetto tutti, cioè non sto dicendo che io ho ragione, Vannacci ha torto, ma i miei valori, il mio credo, la mia cultura, la mia sensibilità c'entra, poco o nulla, ecco, con il generale Vannacci. A proposito di valori, Marcato si professa apertamente antifascista, ricordando allo stesso tempo che nel DNA della Lega ci sono autonomia e territorio, ma a fronte di un Carroccio gelido e che appare distante c'è un Flavio Tosi alle grandi manovre. Non posso nascondere che, visto che siamo stati nemici acerrimi, che mi abbia fatto piacere la richiesta che è venuta da Forza Italia come da altri partiti, anche di sinistra, ovviamente fa molto piacere. È che io sono nato qua e qua vorrei restare, insomma, ecco. Questa è la mia casa. È una sorta di ultimatum il suo alla Lega? No, ultimatum no, è che mi piacerebbe capire qual è la strategia.